Sì, grazie. Scusate. Sì, grazie, buonasera a tutti e grazie anche, ovviamente, saluto il Presidente del Consiglio, tutti e ringrazio anche per l'opportunità. Di solito quando si fanno questi interventi mi dicono che bisognerebbe scrivere un testo in maniera tale che poi le parole non venissero equivocate, però penso anche che il Presidente della Regione abbia l'obbligo di parlare con sentimento ed esternare le sue preoccupazioni, le sue sensazioni e tutto quello che poi gravita attorno a questa partita. Ve lo dico perché questi interventi, definiamoli straordinari del sottoscritto in Consiglio regionale, accadono poche volte nella storia di un Consiglio. Sono accadute nell'occasione dell'alluvione, ad esempio, ricordo che venni qui a riferire, in altre pochissime occasioni, e mai avrei pensato di essere qui oggi a riferire di quello che è accaduto. Io direi che è doveroso, prima di iniziare qualsiasi discussione o peggio ancora riflessione da parte mia, fare delle puntualizzazioni. Penso che voi tutti concordiate sul fatto che i processi si fanno nei tribunali. Non è questa la sede per fare un processo, tantomeno nella via pubblica piuttosto che nelle piazze o nei giornali. Abbiamo l'obbligo di dirlo perché questo è doveroso, siamo in una fase delicatissima, in una fase primordiale peraltro di questa inchiesta, lo è in una direzione e anche nell'altra primordiale. Ed è doveroso che in un paese nel quale la democrazia è un elemento, come si può dire, che ci contraddistingue e sulla quale tutti noi abbiamo fatto gli investimenti della nostra vita, sia doveroso pensare che lì si fanno i processi nei tribunali, dobbiamo avere la massima fiducia nella magistratura, ma anche la necessità di dire che io spero, ma penso di interpretare anche il vostro pensiero, che gli imputati, le persone che oggi hanno provvedimenti restrittivi a loro carico, che comunque sono chiamati in causa, abbiano la possibilità, nella maniera più veloce possibile, di chiarire la loro posizione negli interessi della comunità veneta. Detto questo, vi devo dire che quando è accaduto questo fatto, io mi trovavo a Barcellona. Voi sapete che avevamo una candidatura autorevole, forte, per i mondiali di sci, candidatura 2019, e risveglio quella mattina, stiamo parlando del 4 giugno e quindi pochi giorni fa, non posso dire che non sia stato dei migliori perché ero già sveglio, però mi hanno telefonato, mi hanno comunicato di quello che stava accadendo in Veneto. È ovvio che sentirsi dire, scusatemi, ma non voglio fare poesia su queste cose o farlo strappalacrime, però sentirsi dire che hai un amministratore che è un tuo collega che è oggetto di provvedimento restrittivo, cominci a sentire e poi arrivano le notizie, no? Come quando arriva la piena, che ti arrivano le prime notizie frammentarie di qualche piccolo allagamento e poi ti rendi conto che è uno tsunami, un fiume in piena. E poi un dirigente, l'altro dirigente, un altro dirigente ancora, e ancora poi altri nomi autorevoli che non riguardano il mondo della politica, ti porta poi a una contabilità che è quella dei 35 provvedimenti, che è quella di un'indagine che assolutamente è un'indagine pesante. Detto questo, voglio ricordarvi che da subito, quel 4 di giugno, sono rientrato anticipatamente rispetto alle previsioni, perché poi avevamo la discussione della candidatura, e penso sia fosse doveroso, e lo rifarei comunque 1000 volte ancora, il minimo, il provvedimento di sospensione dei dirigenti e delle deleghe dell'assessore. Il provvedimento, come voi avete avuto notizia, ma è questa la sede ufficiale della comunicazione, ha riguardato ovviamente l'assessore Chisso, l'ingegner Fasiol, grazie, il dottor Artico e il signor Casarin, diciamo, in qualità di dirigente della segreteria dell'assessore. Voglio anche dirvi, perché arriva una posizione di correttezza, e penso che questa sia la sede corretta per dirlo, questo avveniva nel pomeriggio del 4 giugno, quindi qualche giorno fa. La mattina successiva, il 5 giugno, purtroppo solo allora a protocollo, vi devo dire, abbiamo scoperto che era giunto un telegramma da parte dell'assessore Chisso nel quale diceva: nella mia qualità di assessore alle infrastrutture e trasporti rassegno con il presente le mie irrevocabili dimissioni dell'incarico. Renato Chisso. Non vi nego che ovviamente la spedizione era del 4 mattina 9:55.
Tant'è vero che abbiamo interessato la Procura per verificarne l'autenticità in maniera tale che non vi fosse anche qualche idiota che approfittasse della situazione. Vi posso dire, perché è conferma di qualche minuto fa, che è confermata l'autenticità, nel senso che immagino che l'assessore Chisso abbia delegato qualcuno, un familiare o qualcuno, per inviarmi questo telegramma. Per cui per contezza, per correttezza vi devo dire che la sospensione delle deleghe, seppur fatta in maniera formale, precisa e doverosa, è comunque bypassata dal fatto che l'assessore, anche se poi notificatomi a posteriori, si era comunque dimesso, quindi stiamo parlando di un assessore che è formalmente dimissionario, quindi la comunicazione ve la faccio direttamente qui, perché è notizia che ho da un'ora fa, insomma i magistrati glielo hanno chiesto personalmente, per cui lui ha confermato che questa è la sua intenzione e l'autenticità del telegramma. Detto questo, siamo davanti a un lavoro dei magistrati che è poderoso, ciclopico, utilizzate tutti i superlativi assoluti che volete utilizzare, magistrati che hanno lavorato, e questo lo dobbiamo riconoscere, ad una ipotesi accusatoria che peraltro è abbastanza variegata ed è come un arcipelago di isole dove ogni isola ha una storia a sé e ogni isola potrebbe nascondere, brutto dire un tesoro, potrebbe nascondere una leggenda o una storia che può dar vita ad un altro capitolo. Magari eviterei i sorrisi, cioè io sinceramente non mi viene tanto da ridere. E scusate se magari qualche volta mi scappa qualche parola che magari potrebbe anche non essere consona in una discussione così seria, forse è colpa mia. Quindi dico, 800 pagine di indagine, quasi 800 pagine di indagine, e testimonianze, o meglio deposizioni da parte delle persone che sono state oggetto per prime di provvedimenti restrittivi, penso che ormai sia noto a tutti, stiamo parlando dell'ingegner Baita, dell'ingegner Mazzacurati, della dottoressa Minutillo, insomma di tutto quello che è stato prima una sorta di racconto, no? Racconto che i magistrati peraltro definiscono che concorda e comunque suffragato anche da altre attività quali le intercettazioni, le verifiche, i documenti, prove documentali. Adesso io non sono un esperto di quello, però voglio anche significare di un'indagine, e lo si evince anche dai racconti, dalle interviste che escono in maniera abbastanza quotidiana. Oggi c'è un'intervista ad esempio del colonnello Nisi, che ha governato e diretto il pool della finanza che si occupava di questo, della difficoltà e anche della preoccupazione in questa indagine, un'indagine che si ingrossava sempre di più, un'indagine che partiva dal controllore vicino di casa e poi ti ritrovi al portone di qualche palazzo famoso, cioè un'indagine. A me inquieta quando leggo che il colonnello Nisi dice: alla fine non mi fidavo più neanche di me stesso, ce la dice questa frase, no? Un'indagine nella quale comunque trapela, si legge nei giornali, dei validi cronisti che peraltro hanno seguito tutta questa vicenda, si dice alla fine anche i fascicoli venivano spostati di notte per riportarli, insomma non so se poi fossero leggende metropolitane. E comunque ne viene fuori uno spaccato di difficoltà, di un'indagine che parte nella notte dei tempi e anche della necessità di dire che a tutti i livelli c'è stato un coinvolgimento. Allora la prima domanda che uno potrebbe fare, visto considerato che non siamo qui a celebrare processi, ma semplicemente cercando in maniera puntuale, spero fino in fondo corretta, di fare una foto di quello che è accaduto, uno potrebbe dire: ma qual è stato comunque l'atteggiamento della Regione in questi anni? No? Noi governiamo da 4 anni, è logico che qualcuno si ponga una domanda, perché uno potrebbe dire: vabbè, ma chi non ha letto le carte potrebbe anche dire: ma stiamo parlando degli ultimi 4 anni, degli ultimi 10, degli ultimi 20? Beh, da questa indagine viene fuori almeno l'ipotesi accusatoria, qualora fosse confermata, il che sarebbe inquietante se fosse confermata in tutti i suoi aspetti. Ne viene fuori che l'indagine parte nel 2009, la dimostrazione del fatto che comunque i magistrati in più parti dicono: beh, questi fatti comunque già esistevano negli anni 90, quindi si parla degli anni 90, quindi magari qualcuno potrebbe dire: ma la seconda Tangentopoli? Beh, se fosse confermato, perdonatemi se ogni tanto lo ripeto, se fosse confermata l'ipotesi accusatoria, forse c'è una soluzione di contiguità più che una seconda riedizione di Tangentopoli. Però al di là di questo
la volontà anche di ricordare che poi alla fin fine si parlano di due grandi blocchi, no? E quello che leggiamo e che comunque ne viene fuori. Il tema del Mose, il Mose che vorrei ricordarlo anche a beneficio dei cittadini che magari spesso sono indotti anche a far confusione. Stiamo parlando di un'opera pubblica dello Stato, non della Regione del Veneto. Stiamo parlando di un'opera che non è soggetta a una gara, ma è affidata in concessione a un consorzio che nasce nella notte dei tempi e che comunque per contiguità, per gemmazione, non so, per osmosi esiste tuttora, ed è un appalto importante perché raggiungerà i 5 miliardi di euro in questi anni, nella quale la Regione poi era coinvolta magari con alcune commissioni o alcune autorizzazioni. E tutta questa partita è una partita che comunque è ampiamente citata dai diversi attori di questa inchiesta da una parte e dall'altra negli atti, ed è altrettanto vero che si citano anche i progetti di finanza. Allora il tema è come avete fatto a non accorgervi del fatto che c'era qualcosa che non funzionava. O meglio, riprendiamo la domanda che è ancora più un adagio popolare. Tutti lo sapevano. Allora, se tutti lo sapevano, lo dovevano denunciare. Ve lo dico uno che ha presentato circa 100 denunce alla procura, potete andare a farvi dar conto delle denunce, potrei citarne una per tutti che forse è la più clamorosa, è quella di Bolli Auto, che poi si è tradotta in un'inchiesta che voi ben conoscete, ed altre attività. Potrei anche dirvi che questa amministrazione, oltre a non sapere, aveva comunque contezza del fatto che comunque un segno di discontinuità per un profilo amministrativo diverso, per uno stile amministrativo che ognuno, come si può dire, si dà, è stato quello magari di fare delle scelte importanti che magari qualcuno ha ritenuto anche ridicole, no? Comunicative, scrivere ai dirigenti di non andare a pranzare con i fornitori di beni o servizi, di non fare gli incontri ai caselli dell'autostrada, di non andare a domicilio a fare le visite, qualcuno l'ha preso un po' come una bischerata, no? Adesso si dice così, una bischerata. Non era una bischerata, perché poi negli atti processuali e nell'impianto accusatorio ne viene fuori che spesso l'aspetto ancora più determinante è il fatto che tu non eri nell'ufficio della tua istituzione a rappresentare l'istituzione. Beh, io vi voglio ricordare quella direttiva, è bene che ve la ricordi. Quella direttiva diceva evitate anzi diceva non fatelo. Ma non fatelo al punto tale che quando incontrate qualcuno fatevi un verbalino scrissi e registrate il motivo dell'interlocuzione in maniera tale che resti buon ricordo di quello che fate. Beh, questa è stata una delle direttive, tranne poi ricordare anche quella del milantato credito, no? Non andate nelle aziende a nome mio o a nome dell'amministrazione a cercare di formare cordate di imprenditori o a dire che, beh, tanto comunque siamo amici di Zaia o di Tizio o di Caio e quindi tranquillo che se dai a me l'appalto il milantato credito. E penso che tutte queste attività siano servite, non ultime quelle fatte anche con gli organi di polizia, con le istituzioni dello Stato. Ad esempio voglio ricordarvi che questa è l'unica amministrazione in Italia che ha avuto il coraggio di relazionarsi con la Guardia di Finanza e di portare avanti un accordo per il controllo della sanità, per il controllo dei numeri della sanità. Abbiamo avuto il coraggio di fare accordi per il controllo delle elargizioni e quindi dei finanziamenti dell'alluvione, accordi con la Corte dei Conti. Insomma, l'idea di mettere insieme una sorta di pool, di squadra che comunque ci garantisse di navigare all'interno di un binario solido che è quello della legalità e del rigore. Detto questo, mi sento anche di dire che, e qua viene fuori anche un po' leggendo le carte, che il substrato, quel substrato che magari qualcuno sperava di trovare dal 2010 in poi viene meno, no? Cioè l'intercettazione, vanno avanti le cose e non è più come prima, insomma queste cose si leggono da qualche parte se qualcuno si prende la briga. Ma io mi sono preso una briga che va, e non vi nego che me la sono presa, ed è stato un utile esercizio anche per me, perché poi uno potrebbe dire, vabbè ma è vero che sono partiti dagli anni 90 alcune attività, è vero che l'ipotesi accusatoria dice ma non siamo più alla tangente al pagamento pro quota ma siamo arrivati addirittura allo stipendio, tutto da dimostrare. È vero che, però è possibile che in 4 anni non si siano create le condizioni per ridar vita a questa fiammicella, questa fiamma, scusate, che comunque era già alimentata dagli anni 90. Beh, io sono andato a prendermi, siccome a memoria mi ricordavo che sarebbe stato difficile e siccome penso che nonostante qualcuno voglia far fare la figura al sottoscritto di quello che è sceso con la piena del Piave,
perché qua in Italia funziona così, no? Se ti comporti onestamente non sei uno che esprime virilità, perché poi è sempre il gradasso che fa la bella figura. A me invece interessa ricordare che questa amministrazione, facendo un censimento di progetti di finanza, può dire che il progetto di finanza della superstrada Pedemontana Veneta è stato approvato nel 2002 e questa amministrazione di fatto ha fatto le scartoffie finali di tutta la partita. Il progetto dell'autostrada Nogara-Mare è un progetto fra l'altro da 1.877.000.000, sto parlando di project financing, è del 2004, anche qui il nostro ruolo marginale. E quando dico ruolo marginale è bene che ci capiamo, in un procedimento amministrativo, qua gli esperti di legge me lo insegnano, cioè non è che tu che arrivi alla fine puoi dire non mi va bene niente, perché c'è dichiarazione di pubblico interesse, c'è il promotore, c'è tutta l'attività, in molti casi c'è anche l'aggiudicazione e tu puoi finanziare, puoi cercare di fare altre istruttorie, ma non è che puoi... La strada regionale 10, Padana Inferiore, è del 1996. La Via del Mare è del 2007. L'itinerario della Valsugana è del 2009 e questo peraltro è quello più vicino alla nostra amministrazione. Nel 2009 si è preso atto della proposta finanziaria del progetto presentata da Pizzarotti, Mantovani, Compagnia Investimenti e Sviluppo SPA e Cordioli. Quindi noi avevamo già ereditato anche questa pratica. E poi a seguire un altro project financing che è quello scusate, leggo male, viario di collegamento e adduzione alle autostrade dei settori ovest e nord di Padova, questo è il GRAP di Padova, 2006, anche questo noi l'abbiamo ereditato in coso. Il project nuovo sistema tangenziali venete 2007, passante Alpe Adria, quindi prolungamento verso nord dell'A27 2009, Project Terminal Autostrade del Mare del 2006 e così via. Quindi per dirvi cosa? Per dirvi che anche un censimento puntuale ne viene fuori che anche qualora fossimo stati un branco di sprovveduti, ma non è così, si certifica che noi attività di discrezionalità all'interno degli atti amministrativi approvati negli ultimi 4 anni non ce n'era. Ve lo dico perché dire che i progetti di finanza erano un ottimo substrato durante questa amministrazione per chiudere eventualmente degli accordi vuol dire una non verità, perché volenti o nolenti questa amministrazione eredita una campagna di investimenti da 4 miliardi e 300 milioni di euro, era tanto l'investimento sulle opere pubbliche, un investimento che comunque noi abbiamo onorato, ma un investimento che peraltro da un punto di vista politico, programmatorio, decisionale e di finanziamento era già deciso. Detto questo però devo anche dirvi che la sensazione, ed è una sensazione che ho trasmesso, è quella di dire arrendetevi, siete circondati. Perché a me piacerebbe anche in questa occasione ricordare che qualora fossero ovviamente dimostrate l'impianto accusatorio, che non è che possiamo solo tenere il riflettore sul politico della situazione di destra, di sinistra, di alto, di basso, di dove sia, ma voglio anche ricordarvi che qui ne viene fuori una situazione che è paragonabile a una cupola, perché quando tu leggi nelle carte dei magistrati che ti ritrovi la Guardia di Finanza coinvolta, magistrati del Consiglio di Stato, magistrati della Corte dei Conti, magistrati del TAR, e ti ritrovi ancora i servizi segreti e il magistrato alle acque e tutta una serie di una pletora di personaggi che non abbiamo capito e che saranno sicuramente innocenti fino all'ultimo grado di giudizio, e noi non dubitiamo sul fatto che loro abbiano il diritto di difendersi. Però io voglio anche porvi una questione, e sto parlando delle persone oneste che fino a prova contraria oggi non c'entrano nulla con questa attività. Mi chiedo anche un amministratore che vuole comportarsi con onestà con chi si deve confrontare. Allora io penso che il tema della legalità sia un tema endemico in questo Paese. Sia un tema endemico al punto tale, e io lo penso sempre quando mi chiamano a firmare i protocolli di legalità. Quante volte abbiamo sentito questa frase? Venga a firmare il protocollo anticorruzione, il protocollo della legalità. Ma se c'è un limite di velocità a 130 all'ora in autostrada, lo devi rispettare, non dobbiamo firmare un protocollo perché tu vada con la macchina al di sotto di 130 all'ora. Non abbiamo bisogno di nuove leggi, potremmo discutere sull'inasprimento delle pene e qui ci siamo, io sono convinto che le pene debbano essere inasprite, però è altrettanto vero che qui il problema è un problema etico, morale, culturale, di comunità,
E non è un problema che adesso ci inventiamo una nuova soluzione di una commissione o di una nuova... Quante commissioni abbiamo fatto? O di una nuova legge nazionale, ma non lo dico contro i nostri interessi, lo dico a favore dei nostri interessi. Dobbiamo prenderne atto che è un problema culturale. E ci sono stati altri paesi che hanno affrontato questi temi e questa mattina l'ex ministro Severino faceva un bel esempio che lo mutuo, non è farina del mio sacco, ricordava l'esempio, lei come professionista e come docente incontrò il problema della corruzione a Hong Kong. Hong Kong disse, ma è quello che noi dovremmo fare in questo paese, ripartì dai bambini, ripartì dalle scuole. Sembra quasi banale dire che tu parli del Mose, parli di un signore che dichiara nei giornali che ci costava, scusate il termine, noi versavamo circa 100 milioni all'anno al consorzio e poi tu parli dei bambini che vanno alle elementari. Però sono gli stessi bambini che hanno insegnato i genitori ad allacciare le cinture di sicurezza. E io penso che questo sia fondamentale, una presa di coscienza che questo è un problema sociale e non per fare lo scaricabarile. Chi sbaglia deve essere punito, sonoramente punito, radiato da tutto quello che è il ruolo pubblico, ricondotto a una vita di umiltà, magari tagliando anche le prebende che magari si guadagna negli anni, però è fondamentale che comunque si faccia questo salto, che è un salto culturale. E a me inquieta l'idea che comunque molti degli interlocutori che io consideravo affidabili e penso alle istituzioni dello Stato, poi magari quelli che ti controllano, poi ti accorgi che non sono comunque così tanto affidabili. Io spero che i magistrati facciano luce, magistrati che comunque si sono anche dimostrati, qua lo dobbiamo riconoscere, rispettosi delle persone. Questa è un'inchiesta fatta che farà scuola, chi si intende di carte, scusatemi, dice che comunque questa inchiesta farà scuola semplicemente anche partendo dalla base giuridica, come è stata affrontata, dalla anche segretezza con la quale è stata gestita. In altre procure 5 anni di inchiesta come questa sarebbero finite sui giornali in tutti i loro stralci, con nomi. Guardate, devo anche dire, personalmente dico, potrei parlare anche contro i miei interessi, anche con la tempistica giusta. Nel senso che qualcuno dice sempre le inchieste a orologeria. Qui siamo davanti al signor procuratore Del Pino, al dottor Nordio, al dottor Ancillotto, al dottor Buccini, che a mio avviso hanno comunque la coscienza del fatto di essere rispettosi delle persone. Adesso l'impianto accusatorio è chiaro e io spero che tutto questo venga chiarito quanto prima. Per chiudere, noi non è che la possiamo sotterrare questa vicenda dicendo pacca sulle spalle e si chiude qui. Vi dico che questa amministrazione, altro aspetto che non si ricorda mai, questa è una giunta che con molto coraggio e molto onore, e ringrazio i colleghi di giunta che sono qui oggi, ha affrontato ogni avversità giuridica e di difficoltà affrontate da questa amministrazione, ad esempio ricorrendo sempre e costituendosi sempre come parte civile nei processi. E devo dire che non mancheremo anche in questa partita di esserci nel momento in cui ci saranno acclarate delle responsabilità, di verificare fino in fondo il fatto che sia tutelata l'immagine e l'onorabilità non della Regione del Veneto, dei veneti. Guardate, io vi dico, è una confidenza, ma a tutte queste persone, che giornalisti, le confidenze durano poco. Però, guardate, se voi andate alla candidatura dei mondiali di Cortina e ci andate lì vincenti, perché i voti ce li avevamo, perdi per 9 contro 8, perdi contro una località che ha avuto i mondiali nel 2007 e perde una località che li ha avuti nel 1956. Abbiamo perso 35 milioni di euro, l'assegno che ha staccato la Federazione Internazionale, che poteva rilanciare tutta la nostra montagna veneta. I ragazzi e i colleghi di Trento erano lì a fianco a noi, non c'entravano nulla, erano lì anche loro a parlare con i delegati, ma tu non puoi il giorno prima avere 2 pagine sull'Avanguardia, il massimo giornale spagnolo, distribuite a tutti i delegati. Tu non puoi, perché è inevitabile che qualcuno dica, ma scusa, facciamo la prossima volta, no? Noi siamo stati penalizzati da questa partita. È inutile andare a dire ai veneti che questa qui è una piena che passa e via. No, questa è una piena che distrugge Arzini. Questa è una piena che comunque ha fatto già i suoi danni. Perché quei mondiali, per me, sono persi per questo motivo.
E questa è una colpa perché adesso dovremmo ripresentarci, puntare al 2021 e comunque rifare. Penso a tutti quei ragazzi, avevamo una cinquantina di ragazzi, una magliettina, la loro t-shirt bianco, scritto Cortina 2019, che ci hanno creduto fino in fondo. Io li voglio ringraziare quei ragazzi. Sono tutti ragazzi giovani, volontariato puro, che sono venuti lì semplicemente per sostenere. Noi avevamo la candidatura più bella, unica. È venuto il ministro Del Rio, il sottosegretario Del Rio, Luca di Montezemolo che ha parlato col simbolo della Ferrari, c'ero io, c'era Alberto Tomba, c'era ovviamente gli organizzatori di Cortina, c'erano tutti, Malagò, il presidente del Consiglio, c'eravamo tutti, era chiusa la partita. A me spiace che i veneti ci rimettano in questa maniera, quindi ci rimettono doppiamente, questo è quello che dobbiamo dire. Fiducia nella magistratura, fiducia totale nella magistratura, è uno dei pilastri della democrazia. Qualcuno ha detto ma Zaia ha ringraziato i giudici. Beh, io ringrazio sempre i giudici quando fanno un lavoro che va nell'interesse dei veneti e non mi vergogno di dirlo. La mia non è volontà di persecuzione, di consumare vendette, perché non ho vendette con nessuno da consumare. Penso che comunque abbiano fatto un buon lavoro e comunque pongono una questione, mettono in discussione un sistema. Questo poco ma sicuro. Noi veneti non possiamo accettare che qualora fosse dimostrato quello che c'è scritto lì, che si arrivasse agli stipendi, che si arrivasse a fare quello che abbiamo letto. Questa sembra una trama di un film, è inquietante e purtroppo inquieta ancora di più, ed ho chiuso e grazie per l'attenzione, inquieta ancora di più leggere che giustamente il dottor Nordio dice non è ancora finita. E immagino che lo dica non solo perché negli interrogatori qualcuno dirà la sua e cercherà di giustificarsi, cercherà di dire sì ho colpe, voglio dirti però che anche lui c'era o altre partite del genere, però l'impressione è che non sia ancora finita perché comunque i filoni sono tanti, il MOSE, il Project, tutto quello che sarà. Però non si dica che questa è un'amministrazione che non ha visto, ha fatto finta di non vedere, non si dica che questa amministrazione è stata substrato per porcherie o altri affari del genere, non si dicano le cose che non sono vere, perché i veneti hanno bisogno di solidità e questa solidità e discontinuità noi l'abbiamo garantita. Prova ne sia che il governatore oggi è qui a parlare e non da altre parti. Grazie. Grazie.